Buongiorno professoressa. Buongiorno. Oggi lei ci descrive un quadro. Sì, esatto. Chi è il pittore? Il pittore è Pietro Longhi. Dove è nato? È nato a Venezia nel 1702 e è morto, sempre a Venezia, nel 1785. Quando ha dipinto il quadro? Lo ha dipinto nel 1741. Che titolo ha il quadro? Il quadro si chiama Il Concerto. Quante persone ci sono? Ci sono 6 uomini e un cane. Dove sono? Sono in un palazzo a Venezia. Cosa fanno? Le persone davanti suonano il violino. Cosa fanno le persone dietro? Due persone sedute giocano a carte e una persona in piedi guarda e forse suggerisce. Che colori ci sono? Ci sono molti colori. Un abito è marrone, uno è arancione, uno è verde, uno è bianco, uno è grigio, uno è nero. Le tende sono grigie e la tovaglia è rossa. Il piccolo cane è bianco. Di che colore è lo sgabello? Lo sgabello è blu. Che cosa c'è sul pavimento? Sul pavimento c'è uno spartito. Anche sul tavolo ci sono degli spartiti. Che cosa c'è sul tavolo dietro? Delle carte da gioco. Cosa fa il cane? Il cane ascolta attentamente i suonatori. Grazie professoressa, a presto. Grazie a lei, arrivederci.